Le mani di Luciano Longo, professore, esperto di restauro, che realizzano opere d'arte, mentre gli ospiti del centro Sartora a Castelfranco guardano emozionati e ascoltano l'artista. Saranno loro che assieme a lui potranno realizzare una scultura, un'iniziativa questa che rientra nel progetto Arte Terapia, che ha visto gli anziani della struttura svolgere dei laboratori d'arte tenuti da Laura Milazzo, arte terapeuta, e Luciano Longo, che oltre ad accompagnare i residenti del centro in un percorso di attività sarà protagonista di una mostra in struttura. Un'esposizione che ha visto un dialogo diretto con gli studenti dell'Istituto Rosselli, giunti al Sartor per osservare da vicino le opere e conoscere l'autore e la sua visione artistica. Circa una ventina le opere scultoree posate tra gli alberi, realizzate in diversi materiali che si sposano con la natura, creando così una scenografia naturale. L'artista inoltre ha lasciato al Sartor una scultura in lavorazione che lui stesso completerà assieme agli ospiti e residenti. La qualità della vita dei nostri ospiti al centro del nostro operare, spiegano il presidente e la direttrice del Sartor di Castelfranco, Maurizio Trento, ed Elisabetta Barbato. L'arte terapia aiuta le persone anziane a riscoprirsi in un nuovo ruolo, aumentando il loro senso di identità e la coscienza di sé, nonché la sensazione di poter ancora entrare in contatto con il prossimo e di avere ancora qualcosa da trasmettere. La mostra in giardino rimarrà aperta al pubblico ogni sabato mattina fino all'8 dicembre.